Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui. Oggi voglio parlare di un tema, di un tema tecnico molto particolare, il matto di re, alfiere cavallo contro re. Tra i matti di base è uno di quelli più difficili. Perché è uno di quelli più difficili? Perché, ok, si inizia studiando il matto di re donna contro re, il matto di re torre contro re, ma questo matto che è più complesso spesso si trascura e poi in torneo c'è il rischio di non riuscire a portare a casa il punto. Quindi con un tempo abbastanza limitato, cioè 1 minuto più 5 secondi, per avere anche il tempo di spiegare qualcuna delle mie mosse, dovrò provare a dare matto a Stockfish. In realtà qua è uguale giocare contro Stockfish, contro una persona, forse addirittura più facile giocare contro Stockfish perché il motore sa di aver perso in tutte le mosse. Perché è una posizione matematica, se fosse una posizione più complessa, magari un grande vantaggio in posizione complicata, perderei lo stesso contro il motore, però questa è una posizione matematica e quindi uguale contro chi si gioca. Dovrò vincere, l'unico ostacolo sarà il limite legale di 50 mosse. Quindi avrò 50 mosse, ovvero 100 semimosse, per provare a dare matto. Vediamo se riuscirò e se allo stesso tempo riuscirò a illustrare le idee tecniche. Ok, tocca a me. Ora dovrò portare i miei pezzi verso il centro e provare a limitare il re nemico. Ok, Stockfish sta già retrocedendo. Iniziamo a far uscire il cavallo. Ok, gli sta retrocedendo di nuovo. Portiamo avanti il re. Ok, sta retrocedendo di nuovo. Ok, Stockfish usa la strategia di andare nell'angolo del colore diverso dal colore del nostro alfiere. Ok, proviamo ad assecondarlo, non succede nulla. Ok, a questo punto miglioriamo la posizione del re. Ok, a questo punto giochiamo, miglioriamo la posizione del cavallo. Ok, cavallo e4, va benissimo. Ok, a questo punto miglioriamo la posizione dell'alfiere per togliere possibili vie di fuga. Ok, ora ristringiamo il suo re sempre di più. Per ora abbiamo speso 10 mosse, ora andiamo in G6 così stallo, no scherzo. E giochiamo qualcos'altro, giochiamo re F6. Ok, la prima cosa da sapere è che è impossibile dare matto al re nero se il re nero si trova nell'angolo del colore opposto al colore del nostro alfiere. Quindi da qui dobbiamo portarlo in basso. Come possiamo fare? Dobbiamo giocare una manovra particolare. Ci sono varie manovre, a me piace la cosiddetta manovra della W, che ora vedremo. Ora che ho bisogno di controllare la casella in H8, ho bisogno di portare il cavallo in G6 per controllare H8, per iniziare a togliere il re da lì. Ok, quindi ora iniziamo a togliere al re la prima casella. Ora il re si muove, ora perdiamo un tempo con l'alfiere, il re non può retrocedere, non può salire in H8, ora gli togliamo la seconda casella. Ora il re prova a scappare in basso. Ok, a questo punto giochiamo la manovra che è il cosiddetto metodo della W, della V doppia. Giochiamo cavallo E5. Ora se il re prova a rimanere nell'angolo per lui corretto, per noi sbagliato, e noi giochiamo la prima V, la prima V della V doppia. Che ora giochiamo re F5, re H4, a questo punto giochiamo re F4. Se il re prova ad andare dall'altra parte, il cavallo controlla due case, l'alfiere ora controllerà tutte le case e il re non ha scappatoie, il re non ha altro che andare verso il basso. A questo punto, perché ora non mi ricordo se dovevo... Sì, no, penso che ora devo perdere un tempo, mi perdo un tempo con l'alfiere. Il re ora deve andare in basso e ora continuo di nuovo la V doppia. Se il re torna in H4, ora gioco cavallo G2. L'alfiere chiude il re. Ora re F3 e il re è chiuso nell'angolo. Ora re H2, re F2. E ora il cavallo controlla queste caselle. Di nuovo uso lo stesso schema per chiudere il re. A questo punto il re è chiuso in queste due caselle. Ora dovrò dare matto con il cavallo, controllando questa casella, per obbligare il re ad andare qui e dargli matto lungo la diagonale. Dovrò provare a dare scacco in H2 senza intralciare il mio alfiere, quindi tale scacco lo potrò dare in F1.
Re H1, a questo punto siamo a un passo dal matto, ma bisogna stare attenti a un errore molto comune. Se giocassi cavallo F1, subito sarebbe matto. Quindi c'è la perdita di tempo o lo zuzvan. Perdiamo un tempo e giochiamo alfiere E6. A questo punto dopo Re H2 giochiamo cavallo F1 scacco, il re non poteva salire per l'alfiere, alfiere D5 matto. Siamo riusciti a vincere. Proviamo ad analizzare adesso. Analizziamo posizione. Ok, questa è l'analisi. Siamo dall'inizio. Ok, giocatore E2. Ora qua sto controllando tutte queste caselle. Se il nero prova a scappare in quest'area, diciamo che c'è il rischio che quando lo caccio indietro lo caccerò dietro verso l'angolo giusto dove potrò dargli matto. Lui deve stare alla larga da questi due angoli. Non so, potrei giocare qualcosa come alfiere D3, su re C5, non so, re E4, su re B4, re D4, se il re inizia ad andare qua sarà nei guai, il re può andare in B3 e se guardiamo la posizione a specchio è qualcosa di simile a se il re va verso l'altro angolo. Qua probabilmente da quest'angolo qui, prima o poi dovrò provare a portarlo in un angolo del colore del mio alfiere. Ok, il nero ha scelto quest'angolo buono per provare a difendersi, ora continua a togliergli caselle. Ok, lui poteva andare anche da quest'altra parte, sembra che per ora guadagni spazio, però cioè, alla fine tutto si ritorce contro di lui, perché comunque prima o poi finirà le caselle, non so, potrei tagliarlo fuori, potrei giocare anche qualcosa, non so, qualcosa di questo tipo. Qua inizio a creare una barriera e di qua continuo a restringerlo sempre di più, no? E quindi prima o poi il nero, la posizione nera qua crollerebbe, no? Perché ora per esempio il re è sempre più chiuso e qua lo chiudo subito nell'angolo giusto, no? E il re è chiuso in una gabbia da cui non può uscire perché può andare solo in A5, prima o poi vincerei qui. Quindi il nero mi rende il compito difficile e va nell'angolo appunto per me sbagliato. A questo punto inizio a portare i miei pezzi, qua non c'è un vero e proprio metodo, bisogna semplicemente avvicinare i propri pezzi tenendo le caselle. Su F7 qua ora manovro il cavallo per guadagnare altre caselle, qua gioco alfiere B5, in realtà avrei potuto giocare diversamente ma così va bene. Se ora avesse giocato re E7, diciamo che in realtà non dovrei neanche avere paura che lui scappi verso quest'ala, però ok, non so, avrei potuto perdere un tempo. Su re D8 diciamo che accorcia la sconfitta, no? Perché si avvicinerebbe appunto all'angolo sbagliato con pessime conseguenze. E se gioca re G7 come ha fatto, lo chiudo sempre di più. Ecco, e qua l'ho chiuso in un angolo e diciamo che l'ho chiuso nell'angolo sbagliato, e quindi lui prova a rimanere da questa parte. Se il nero rimane in una casella scura, non avrò modo di vincere. Come posso fare? Appunto, devo portarlo qui. E ora il nero si ostina appunto a rimanere nell'angolo diverso dal colore del nostro alfiere e noi iniziamo a togliere caselle al re nero. Per esempio, ora se nero gioca re H6 giochiamo alfiere G8. A questo punto il nero non può andare in H7 e ora gli abbiamo tolto varie caselle. Il nero è andato in H5, ecco, a questo punto la manovra della V doppia è molto istruttiva. Allora questa sarà la manovra che faremo con il cavallo. Allora, cavallo I5. Qual è l'idea di cavallo I5? Appunto, che se il re va qui come in partita, cavallo G4, e il re non può andare verso l'alto, deve scendere, quindi il re ha perso caselle, deve continuare ad avvicinarsi verso questa casella e così via, fino a che perde qua. Se lui prova a continuare a salire verso l'altro come ha fatto in questa partita, prima o poi il destino è inesorabile. Qua continua la doppia, la V doppia, ecco qua, quando ora lui continua ad andare verso l'alto ma lo taglio fuori e qua è chiuso nelle due caselle, quindi qua perde. L'idea più interessante, se il nero, quando iniziamo la W,
prova a scappare con il re dall'altra parte della scacchiera con la speranza di raggiungere l'altro angolo sbagliato. Se raggiungesse l'altro angolo sbagliato, ormai non riuscirei più a vincere prima delle 50 mosse legali. Ne sono passate già 18, mentre lui va nell'altro angolo, mentre provo a di nuovo dare la caccia al suo re di nuovo per portarlo nell'angolo della casella bianca. Ormai sarebbero le 50 mosse, la partita verrebbe dichiarata patta. Cosa fare dunque se il re inizia a scappare? Ok, a questo punto ci sono vari metodi. Un metodo che mi piace è re F5. Perché se il re torna in H5 di nuovo lo tagliamo fuori. Il re deve andare verso il basso, ma ora siamo pronti. Ora abbiamo già il re che lo taglia fuori. Torna in H5 è la stessa cosa di prima. Se il re scappa in G3, noi giochiamo cavallo G4. Questo è stupendo. Il cavallo in G4 controlla alcune caselle importanti. Se il re torna in H4 è la stessa cosa. Su re H5 giochiamo alfiere F7 e continuiamo a fare la W. Dopo cavallo G4, se nero prova a giocare re F3, a questo punto, importantissimo, se due case sono già sotto il nostro controllo grazie al cavallo, il re vuole scappare qui, ora controlliamo, giochiamo alfiere C4 e i nostri pezzi controllano tutte queste caselle di fuga del nero. Quindi la fuga del re nero finisce subito. Su re G3 tagliamo ulteriormente fuori il re nero, che perde altre caselle. Il re nero proverà a tornare in H4, allorché giochiamo re F4. Su re H5 alfiere F7, e di nuovo il re non ha scampo. Su re H4 cavallo E3, su re H3 re F3, no, chiedo scusa. Su re H4 possiamo perdere un tempo, re H3 cavallo E3 e qua di nuovo facciamo la doppia V, la seconda V e il cavallo, il re non può più uscire, deve andare nell'angolo e qua la partita è persa. Di nuovo il re è tagliato fuori in queste due caselle e qua perde. Re qua, alfiere 6, re H2, cavallo F3, re H1, alfiere D5 matto. E ovviamente il re nero, torniamo alla posizione dove, che qua, iniziamo la manovra della W. Il nero può anche provare a scappare di nuovo verso l'alto e poi provare a scappare adesso, in basso, ma la manovra della W non perdona. Su re H4 possiamo fare alfiere F7, eccetera, ma che se nero giocasse qua dopo cavallo 3, se nero gioca re H2, qua non ci sono problemi perché di nuovo tagliamo fuori il re nero e su re G1, re G3 e il re nero è tagliato fuori su re H1. A questo punto bisogna riuscire a dare matto, per esempio si taglia fuori il re nero da F1 con l'alfiere, quindi il re nero è ristretto da questi due pezzi. Ora il cavallo è libero, ora il cavallo dovrà andare in H3. Quindi facciamo una manovra per portare il cavallo in H3, scacco, cavallo H3, re H1 e matto. Ok, quindi qua un matto con alfiere cavallo contro re. Il metodo è molto difficile, ma facendo un po' di pratica si può vincere praticamente sempre, anche contro un motore, perché appunto questo è un finale matematico. Quindi due passi, due passi. Allora, lo step 1, il primo passo, è provare a mettere il re in un qualsiasi angolo. Se l'avversario è esperto andrà nell'angolo opposto dal colore del nostro alfiere. Dopodiché, con la manovra della W del cavallo, proveremo a obbligare il re nemico ad andare nell'angolo corretto e dargli scacco matto. Spero che questo finale vi sia piaciuto e spero che avrete l'occasione di giocarlo in qualche partita, perché prima o poi capita, e quando vi capiterà in una partita importante, spero proprio che riuscirete a portarlo a casa. Grazie mille.
E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!